assessore Principato. Ecco, un anno di attività del suo assessorato, le ha annunciato diverse iniziative che andranno in cantiere, addirittura lo spolvero di alcune opere che erano in soffitta. In particolare, se ci vuole illustrare le cose più importanti. Sì, stiamo ripartendo con delle opere che erano già in parte finanziate, in parte stanno ottenendo il finanziamento a seguito della realizzazione di dei progetti che da uno studio di fattibilità abbiamo con degli affidamenti esterni portato alla progettazione definitiva ed esecutiva in funzione di quelli che erano appunto i decreti, le richieste dei decreti di finanziamento. Partono a breve, l'abbiamo annunciato pochi giorni, quello che è un progetto di riqualificazione della piazza Concordia a Villa Seta. Sempre a Villa Seta abbiamo da poco approvato in giunta il progetto esecutivo di un centro sociale che ha anche un aspetto green, nel senso che ha un recupero, un efficientamento per quanto riguarda gli impianti. Abbiamo già attivato e affidato dei lavori al Teatro Pirandello, anche lì ci sono delle opere impiantistiche, ma abbiamo previsto anche degli abbattimenti di barriere architettoniche per la mancanza di un VC che adesso è in fase appunto di realizzazione per disabili, e anche lì c'è un risparmio e un efficientamento per quanto riguarda appunto i sistemi di energia. Stiamo inviando alla Regione il progetto esecutivo di Piazzale Rosselli, rimodulato per delle difficoltà che c'erano sul vecchio progetto preliminare, per una presenza dei vincoli di Open Aegis sul vecchio ginnasium, e quindi che hanno determinato dei piccoli cambiamenti. Anche lì arriverà il finanziamento e quindi avremo un nuovo interscambio, la possibilità di mettere finalmente i bus da 12 metri all'interno del piazzale Rosselli. Altre opere sono in fase di esecuzione, progetti definitivi, spesso esecutivi della pista ciclabile sempre in agenda urbana, così come dei lavori di servizi che stiamo fornendo alla città, quale per esempio non ultimo l'installazione delle colonnine elettriche, che sta portando la nostra città a vivere in un ammodernamento di servizi che sta cercando di recuperare quello che è il gap che oggi abbiamo. Diciamo che sono molti lavori, tra cui anche quelli di protezione civile, stiamo puntando anche sull'asfaltatura delle strade. A breve sono state assegnate l'asfaltatura di Viale dei Giardini, lì sarà interessata anche di una sistemazione di un cordolo e di un marciapiede mancante per evitare il defluimento dei fanghi sulla pista. Ci saranno dei progetti Via della Pace, Via Tortorelle, anche lì saranno asfaltate, e poi soprattutto l'innovazione, ci sentiamo di poterlo dire, i soldi di ingresso e le sanatorie permesse di costruire che abbiamo per lungo portato nelle casse del Comune ci serviranno per migliorare tutti quei servizi infrastrutturali che spesso vedono il Comune disinteressato, ma nella realtà molte saranno interventi di manutenzione delle strade. Molti sono gli interventi di manutenzione sull'illuminazione. Abbiamo già avviato un finanziamento di 340.000 euro per la sistemazione e per la realizzazione di nuova illuminazione, ma ne metteremo circa altri 200.000 euro per ripristinare le zone dove l'illuminazione è mancante e dove i pali sono stati divelti per un ammaloramento. Insomma, ci stiamo muovendo a 360 gradi sulla nostra città, privilegiando non solo il centro ma anche la periferia, che spesso soffre di queste mancanze.